Sesta corsa, premio Bioscal. Sono discreti 3 anni al via in 9. Dietro l'Autostart, 1 Aston Vic, Gennaro Casillo, 2 Aurora Boreale, Marcello Di Nicola, 3 Ania Ricci, Edoardo Baldi, 4 Wonderby, Eric Bondo, 5 Asas Ferme, Andrea Farolfi, 6 Atos Griff, Roberto Vecchioni, in seconda fila 7 Axel Ciak, SM, Lorenzo Baldi, 8 Street Trio, Marco Stefani, 9 Americ Climar, Vincenzo Piscuoglio, velocissima, Asas Ferma, prende la testa davanti a Dania Rich, poi vediamo Wonderby. Parte bene Americ Climar che scende terzo alla corda, ma in vantaggio c'è Asas Ferma, l'allievo di Walter Zanetti, con in sulchi Andrea Farolfi che passa il primo paletto in 14-1. A Wonderby è di fuori scoperta, ora Eric Bondo prova a lanciare, ma il ritmo del battistrada è molto sollecito, quindi niente da fare per Wonderby, perché Ania Rich mantiene il secondo posto, 27-1 dice il cronometro, veramente notevole il parziale del figlio di Nadal Shiba, sempre in seconda posizione Ania Rich su Wonderby, poi partito bene Americ Climar affiancato da, ci sembra, Aston Vic, intanto 600 in 44-1. Con Asas Ferma sempre in vantaggio a precedere Ania Ricci, Wonderby di fuori, Aston Vic ha preso la sua schiena, poi avanza anche Atos Griff, 15-4 la frazione qui davanti alle tribune, viene fuori il primo giro in 59,5 con Asas Ferma al quale si è staccato il numero esterno, sempre in vantaggio, poi Ania Ricci davanti a Americ Climar, il chilometro va via in 1.14.7, a Wonderby ancora all'esterno scoperta tonica, si lancia Atos Griff con Roberto Vecchione, un bello spunto in terza ruota, l'errore di Aston Vic, cede di schianto Asas Ferma, passa Wonderby sul parziale di 15-2, ma ora deve arginare l'attacco di Atos Griff che è più fresco, avanza anche Astrid Trio che affianca Ania Ricci, ancora tutto da decidere a 250 metri dalla conclusione, con in vantaggio l'allieva di Eric Bondo attaccata da Atos Griff, si lancia in terza ruota Astrid Trio con Marco Stefani, ultimi 150 metri con Atos Griff che ha preso vantaggio su Astrid Trio. Atos Griff, è la giornata di Roberto Vecchione che coglie il quadruplo, secondo posto per Astrid Trio, al terzo Ania Ricci, davvero una bella corsa, 1.14,5 la media al chilometro per il figlio di Ridi Cash che si è lanciato in terza ruota sull'ultima curva, è venuto a debellare le resistenze di Wonderby che aveva speso, poi si lancia in un bel arrivo l'allievo di Holger Ehlert e viene a vincere tenendo a bada il buon finale di Astrid Trio. Atos Griff la quota di 4,43, il poker di Roberto Vecchione letteralmente scatenato oggi all'Arcoveggio.